Tour per ammirare la Scala dei Turchi con natanti che sviluppano l'attività completamente in nero e in maniera abusiva. Il fenomeno era stato denunciato da Mare Amico di Agrigento che a testimonianza ha diffuso nei giorni scorsi un video. La presa di posizione dell'associazione ambientalista ha portato oggi i suoi frutti. In una nota diramata alla stampa, Claudio Lombardo ha affermato che nel corso delle prime ore del mattino Maria Amico ha assistito ad una interessante operazione compiuta dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle. In particolare, la motovedetta della Capitaneria ha sequestrato tutte le imbarcazioni che venivano utilizzate come taxi del mare alla Scala dei Turchi. Questa operazione, afferma Lombardo, si è potuta concretizzare anche grazie a Mare Amico, che ha fatto numerose denunce sulla pericolosità di questi trasporti abusivi, oltretutto effettuati completamente in nero. Soddisfazione dell'associazione ambientalista, che conclude così: oggi lo Stato ha risposto con questa perfetta operazione di ripristino della legalità.